Truffa colossale ai danni delle poste italiane. Ben 102 gli uffici postali del Veneto, Friuli, Lombardia, Emilia, Puglia e Basilicata che sono caduti nel maxi-raggiro scoperto dalla Procura di Venezia e che sarebbe stato ordito da una banda di 11 persone. Un ruolo fondamentale sarebbe stato esercitato, secondo le indagini dei carabinieri della Polizia Giudiziaria del Tribunale di Treviso, da Gianni Fagotto, di 60 anni, residente a Fossalta di Portogruaro, dipendente dell'Agenzia delle Entrate portogruarese. Era lui che creava i fantasmi, ossia emetteva codici fiscali intestati a persone inesistenti. Li rilasciava a dei complici che si presentavano al suo sportello. Con quei codici poi venivano aperti i conti correnti postali, 102 appunto, con i quali gli uffici concedevano prestiti fino a 10.000 euro. La banda avrebbe usato il denaro per acquistare aziende in crisi e acquistando merce con pagamento a 90 giorni. 3 mesi, il tempo necessario per sparire senza saldare. Chiusa l'indagine 2 settimane fa, ora il sostituto procuratore Federico Bressan si sta preparando a chiedere il rinvio a giudizio, contestando a tutti gli 11 indagati l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Ma non basta. Da quell'indagine ne sono nate altre 2, non ancora chiuse, della Guardia di Finanza trevigiana sullo svuotamento delle aziende decotte e della Polizia Tributaria su un traffico con l'Est Europa di macchinari presi in leasing con contratti fasulli.